purtroppo è un fenomeno grandemente in aumento. Bisogna stare veramente attenti, se ne parla pochissimo perché vi è una volontà sostanzialmente di nascondere il fenomeno per non allarmare le persone e quindi magari la gente preferisce tenere il contante che affidare i soldi alla banca, ma la banca deve investire tanti soldi per garantire veramente la trasparenza, la correttezza. Non si tratta di dare il PIN o di non stare attenti alle telefonate. Il problema è molto più grave perché questi ladri, chiamiamoli così, questi nuovi ladri informatici riescono ad entrare direttamente in banca al di là del PIN, al di là delle comunicazioni. Lo fanno molto tempo prima di quanto l'utente possa dare dei dati. Quindi estrema attenzione. Io consiglio in ogni caso di non dare mai alcun dato personale e fare le operazioni recandosi in banca. Assolutamente diffidare da telefonate e da quant'altro. L'operazione fatta in banca è certamente un'operazione sicura. Le operazioni fatte in casa possono essere, sicuramente intercettate. Assolutamente non dare i dati comunque a nessuno, ma ripeto, riescono ad entrare anche senza aver dato i dati. È importante che le banche, lo Stato, investano veramente miliardi per poter dire ai cittadini usate le carte. Il problema non è usare il bancomat, il problema è tenere i soldi in banca e non dormire la notte perché qualsiasi qualsiasi delinquente entri e ci liberi da tutti quelli che sono i sacrifici di una vita. Bisogna assolutamente essere estremamente tecnici, tecnologici, non basta assolutamente quello che si sta facendo. Il fenomeno è veramente in crescita, è veramente un'emergenza e quindi l'impegno deve essere quello delle banche e dello Stato, investire molto di più per far stare tranquilli i cittadini. Diversamente la carta moneta rimarrà sempre uno strumento più gradito al cittadino perché almeno i soldi li custodisce direttamente. È brutto avere dei soldi in banca, svegliarsi e non avere più una lira. D'altronde le operazioni avvengono in centesimi di secondo, quindi è evidente che vengono fatte da un computer, da un truffatore. Nessun cittadino riesce a fare operazioni in centesimi di secondo e fra l'altro basta vedere da dove vengono fatte le operazioni. Se io sono di Oristano, l'operazione viene fatta da Palermo, da Venezia, da Roma e quindi si vede abbastanza in maniera chiara che ci sta degli investimenti veramente ridicoli da parte del sistema bancario per tutelare l'utenza. Bisogna lavorare molto.